Rieccoci insieme, sempre col presidente Fiavet Veneto. Pacchetto turistico, quindi abbiamo visto che due servizi compresi, cioè basta un pernottamento più lo spostamento, comunque questo venga effettuato, siamo nell'ambito del pacchetto turistico. Rientriamo nell'ambito di questa direttiva europea che deve essere recepita dall'Italia entro il 2017, entra in vigore a luglio 2018. Qual è, lei parlava appunto, non si può partire per si resta bloccati in un paese estero per un accidente che Dio non voglia, a quel punto interviene l'assicurazione dell'agenzia che dovrebbe supportare il passeggero nel rientro in Italia, nel dargli quell'appoggio necessario. Ma la novità grossa e quindi lo sconvolgimento dove sta di questa direttiva? Sta nella responsabilità che dà. Ci sono 2 o 3 cause. Allora, primo, la responsabilità che è aumentata assolutamente per le agenzie di viaggio, e quindi che devono prima di tutto garantire con questa direttiva europea il fallimento anche dell'agenzia, e quindi l'assicurazione entra in ballo qualora non si riesca ad onorare, diciamo. Allora, facciamo l'esempio perché la cosa, forse l'esempio più calzante, si capisce meglio. Il cliente viene da un'agenzia e paga per un pacchetto turistico, si incassano i soldi, alla partenza non c'è la possibilità di partire. Perché? Perché l'agente non ha pagato. È successo qualche volta, Cosa succede? Purtroppo. L'assicurazione rimborsa, mentre prima si andava per le lunghe chissà quanto, l'assicurazione rimborsa. In quel momento può succedere che l'agente di viaggio sia insolvente, non fallito, insolvente. Certo. Non onora quello che è il pacchetto turistico comprato, perché ecco, la cosa importante è che quando un passeggero va in agenzia a comprare un pacchetto turistico c'è un form, un modulo che bisogna compilare, che il cliente firmi, che dà una garanzia al cliente, ma anche la responsabilità all'agente. Quindi io dico a tutti i consumatori, quando comprano un pacchetto turistico, devono assolutamente avere questo form che compilano e firmano e prendono coscienza di quello che comprano. Questo fa sì che qualora c'è il problema, con questo contratto firmato e facendo quindi la denuncia, l'assicurazione rimborsa. Certo. Senza questo contratto non si avrà di ritorno niente. Lei mi parla di un'assicurazione. È molto importante. Allora, è un'assicurazione tipo la RC Auto, obbligatoria o è volontaria? Perché allora noi sempre rientriamo. Allora, entriamo nel campo delle assicurazioni, perché forse far chiarezza su questo è importante. Allora, la direttiva europea, ma anche la legge veneta diceva che cosa? Che per avere la licenza di un'agenzia di viaggio bisogna essere direttori tecnici, che è una cosa particolare, bisogna avere almeno 2 lingue di conoscenza parlata e scritta e conoscenza del settore, quindi per poter gestire l'azienda. Bisogna avere una polizza di responsabilità civile, ok? Quindi vuol dire coprire quelli che sono i problemi che possono capitare e quindi responsabilità dell'agenzia. La nuova normativa ha anche diciamo, imposto alle agenzie di creare questa assicurazione per il default, quindi per il fallimento o insolvenza delle agenzie di viaggio. Questa è la prima cosa, che prima non c'era. Obbligatorio, quindi? Obbligatorio. Quindi tipo RC Auto a questo punto? Tipo RC Auto, quindi l'agenzia non potrà avere la licenza se non ha queste 3 cose importanti. Se l'agenzia ha già la licenza? Se l'agenzia ha già la licenza ma non ha la RC Auto, esatto, vuol dire che è insolvente, e pensi che l'agenzia va a pagare delle pene pecuniarie che vanno dai 7 ai 14 mila euro, e oltretutto, se è recidivo, viene tolta la licenza e quindi non potrà mai più operare. Su segnalazione, che non ci sia. Allora, su segnalazione, magari su problemi che capitano da parte, diciamo, dei consumatori. Se un consumatore va a un'associazione consumatori che è stato truffato qualche volta, che purtroppo è successo, casi rarissimi, ma è successo, a quel punto lì, diciamo, l'Unione Consumatori si rivolge alle province, perché sono le province che devono controllare se effettivamente le agenzie di viaggio sono in regola. E essere in regola vuol dire avere il direttore tecnico, vuol dire avere una sede, si intende, vuol dire avere la responsabilità civile,
ok? E vuol dire avere la responsabilità adesso, diciamo, sul default che può capitare all'agenzia, ok? Quindi queste sono le regole. Però ecco, ritorno indietro, poi ci sono tante altre assicurazioni, l'assicurazione, ecco, un'agenzia, e noi lo facciamo, lo diciamo ai nostri iscritti, qualsiasi pacchetto che tu possa fare, gli metti per favore anche l'assicurazione di malattie e infortuni che possono capitare durante il viaggio. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che nel momento in cui un passeggero durante il viaggio ha un problema, ha un incidente, entra in ballo l'assicurazione. Ma questa è già una sensibilità, non essendo obbligatorio, è già un discorso diverso. No, non è facoltativo quello, Sì, sì, è stata una cosa facoltativa, ecco, per cui sta la sensibilità dell'agenzia. Molte agenzie, e io lo dico sempre, noi lo dobbiamo inserire di base. Poi ci sono le assicurazioni, quelle che sono quelle facoltative. Certo. E qua entriamo in un altro campo che è, per esempio, l'assicurazione di annullamento viaggio, che io consiglio sempre di metterla. Che non si sa mai nella vita. Perché può capitare, uno paga un acconto di un viaggio 6 mesi prima, e dopodiché succede che magari il genitore sta male o sta male lui stesso, ecco, in quel momento lì, ecco, l'assicurazione entra in ballo e paga. Comprare pacchetti viaggio via web, un messaggio che è arrivato, consigliabile? Quali sono le attenzioni che bisogna prendere con le novità adesso? Una bella domanda. Allora, via web bisogna guardare, stiamo parlando di pacchetti. Sì, pacchetti di viaggio. Bisogna sempre capire a chi pago. Lì è un terno lotto, la società pinca palla. A chi pago? Questa è la domanda che il consumatore deve farsi. A chi vanno i miei soldi? Come fai a saperlo? Certo che come fai a saperlo? Bisogna informarsi, bisogna vedere che tipo di azienda è. Sul web, per esempio, se sono italiane, bisogna che abbiano indicato benissimo la licenza di agenzia di viaggio, ok? Quindi deve essere indicata la partita IVA. Bisogna vedere se il sito è sicuro o non è sicuro, e ci sono queste possibilità di vederlo. La prima cosa è dire a chi pago, è un'agenzia o chi è? Perché se io chiedo il pacchetto turistico e non c'è indicato che c'è il numero della licenza della provincia di Roma piuttosto che di Padova o di Venezia, cioè ci deve essere. Se non c'è, fermatevi. Ecco, però se, come capita spesso, non fanno prenotazioni per l'estero, perché per l'Italia poi vabbè è anche abbastanza, tutto sommato uno si districa, per l'estero che cosa che allora, bisogna sempre avere? Andare sui siti dei fornitori diretti dei servizi. Facciamo conto un albergo o una compagnia aerea. Se io prenoto un biglietto aereo da una compagnia e diventa il servizio singolo, attenzione, e qua vado a dire pacchetti è una cosa, servizio singolo un'altra. Un pacchetto stava dicendo, quindi vuol dire due cose. Il pacchetto turistico. Ecco, una notte d'albergo. Il pacchetto turistico, allora bisogna sempre capire chi è, perché possono essere anche magari fornitori stranieri. Esatto, se è un fornitore straniero. Se è un fornitore straniero bisogna che ci sia effettivamente chi è, che si informino chi è, perché non avranno più di fronte la faccia del proprio agente di viaggio nella propria città, ma avranno di fronte un qualcuno che non si sa chi è. Chi si fida? Eccolo qua. Possibile che a causa di un viaggio, ce ne sono talmente tanti, non fatto per motivi di salute, oggi non ho ancora ricevuto un rimborso, sono passati 5 mesi, è normale? Filippo da Cittadella? Allora, non è normale assolutamente che passino 5 mesi. Però credo che, e il consiglio che do a questo ascoltatore è che ha fatto questo viaggio attraverso un'agenzia di viaggio? Se l'ha fatto, l'agenzia si deve prendere carico del disbrigo di questa pratica e informarlo del perché c'è questo blocco dei 5 mesi, perché ci sono delle regole e dei tempi entro i quali l'assicurazione deve rimborsare. Questo c'è scritto dove i tempi? C'è scritto nel foglio. Allora, quando uno fa un'assicurazione bisogna che firmi il modulo, ok? E che quantomeno chieda a chi gli fa l'assicurazione che gli consegni il contratto, certo. Quindi che cosa copre, quali sono le esclusioni, e quindi ecco, lì c'è indicato chiaramente anche il tempo entro il quale
Se non ci fosse scritto il tempo? Se non ci fosse scritto il tempo, io penso che se il cliente l'ha fatto direttamente con un'agenzia, l'agenzia, se vuole mantenere il buon rapporto con il cliente, ok, deve veramente intervenire in maniera diretta con l'assicurazione, perché ogni agenzia ha dei contratti con le assicurazioni, anche con più assicurazioni, e quindi deve assolutamente l'agenzia intervenire per far sì che si sblocchi questo tempo. Se l'assicurazione è stata fatta in maniera diretta, perché si possono fare anche direttamente nel web, purtroppo non posso dire niente di quello che può succedere. Io posso dire che consigliamo sempre che quando si compra qualcosa di avere un interlocutore al quale rivolgersi, interlocutore che ci mette la sua faccia. Facciamo l'esempio, il signor Filippo fa pressing sull'agenzia, l'agenzia a un certo punto dice io ho fatto il possibile, a me ne lavoro. C'è qualcosa che mette in causa, dice allora l'assunto risarcisce l'agenzia e poi agirà in rivalsa nei confronti dell'assicurazione per coprire il cliente, perché il cliente dice io ho fatto tutto, cioè sono andato all'agenzia, ho fatto tutto quello che devo fare, però adesso i soldi non ce li ho. Cosa faccio? Causa l'agenzia? No. Cioè, come funziona questo meccanismo? No, non è possibile, perché si tratta probabilmente di cose facoltative, e quindi cose facoltative vuol dire che io, agenzia di viaggio, ti posso dare, come dire, la polizza, la posso stipulare io, però non mi posso rendere responsabile poi di darti i soldi. Ma perché? Perché il cliente, normalmente adesso succede che è il cliente che fa la denuncia, non siamo noi. Io vengo informato di quello che effettivamente il cliente ha cancellato, perché magari posso cancellare, oppure quello che è successo all'estero, ok? Ecco, quello che posso dire è solamente nel momento in cui succede qualcosa all'estero, e qua è non so adesso la casistica di questo nostro signor Filippo, che cosa sia successo. No, non è partito per motivi di salute. La casistica è nel momento in cui si va all'estero e si pagano delle spese minime, diciamo, tipo devo prendere il medico per un qualche cosa che non mi fa fermare proprio del tutto, ok? Allora lì si paga e poi si viene rimborsati. Nel momento in cui si va in ospedale, assolutamente il cliente non deve pagare. Nel momento in cui entra in ballo l'ospedale gli si dà la polizza, chiaramente, ok? Ed è l'assicurazione che entra in ballo. Si mette in contatto con i medici, vede se è trasportabile a casa, fa venire addirittura direttamente all'ospedale un familiare. Questo è il caso, ma il caso del signor Filippo che leggevamo prima, che poi sono altri, quelli che annullano il viaggio per malattia, si ammalano, cioè è previsto, no? L'annullamento. È previsto. Quindi, Se questo tu il viaggio, annullamento, malattia rientri negli ambiti, nei tempi, devi ottenere il risarcimento degli Allora, cose anche lì pagate. c'è da dire una cosa, ci sono delle regole dell'annullamento, dei tempi entro i quali l'annullamento viene comunicato all'agente di viaggio e all'agenzia e all'assicurazione. L'esempio più semplice è che non si riesce a partire 2 giorni prima della partenza. Se questa causa era inclusa nella polizza, perché bisogna vedere include o non include malattie preesistenti, e lì ci sono assicurazioni che ce l'hanno, assicurazioni che non ce l'hanno compresa, quindi bisogna guardarla, cioè bisogna vedere che cos'è la polizza che l'agenzia gli ha fatto. Spero che l'abbia fatta un'agenzia, perché se l'ha fatta da solo è chiaro che non c'entra. Ecco, nel momento in cui l'agenzia, diciamo, dà queste spiegazioni e come dire, il cliente manda tutti i documenti, ok? Il rimborso deve essere fatto entro una certa data, ma deve esserci una regolarità di documenti. Quindi vuol dire la cartella clinica, per esempio, deve essere mandata la cartella clinica, e quindi la cartella clinica che specifica che cosa è successo. Non è dire ma ho cancello perché ho avuto l'influenza, può succedere anche quella, sì. Però ecco, lì c'è da dire che ci sono delle franchigie, ci sono delle assicurazioni, e qua bisogna, è un mondo l'assicurazione. Ci sono delle assicurazioni comunque la gente dicono, deve fare un pressing, insomma. certo, ma ci sono delle assicurazioni che dicono va bene, io ti rimborso magari meno il 30% o 25%, perché è semplicissimo fare un certificato medico. Certo. Molto semplice, cioè tu hai il medico e succedeva, e io dico sempre attenzione che il cliente deve lui fare la denuncia direttamente all'assicurazione, perché l'assicurazione sa cosa? Potrebbe anche addirittura mandare il medico legale a casa,
per verificare se effettivamente è ammalato o meno. Certo. Ed è successo, sa. Sì, sì, beh, ma assolutamente quello Ed è successo. Allora, in questo caso, se il signor Filippo ha come dire, come referente l'agenzia, deve fare forza con l'agenzia e l'agenzia assolutamente deve intervenire, perché effettivamente, anche se non è sua responsabilità poi rimborsarlo, ma deve intervenire perché effettivamente ha come dire, un potere diverso da quello che ha il cliente. Perché se io un rapporto diretto, esatto, io ho un contratto, faccia conto, l'agenzia ha un contratto con un'assicurazione e di assicurazioni ne fa. Ne va della continuazione del mio rapporto, diciamo, agente di viaggio con l'assicurazione. Ed è chiaro che il cliente direttamente ha meno potere, però si può fare una denuncia all'ISVAP, sa che c'è un controllo delle assicurazioni, perché c'è come dire, una accettazione di regole da parte di tutte le assicurazioni. Chiaro, no, ma questo infatti è importante. Non posso rispondere diversamente No, era per questi casi che si verificano, quindi sono numerosi. Adesso andiamo subito in pubblicità e poi vediamo che onere comporta per le agenzie questa novità importante, e quali sono i benefici invece per l'utenza, tra poco. Certo.